Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. A Catania c'è un fermo per il tentato omicidio di via Balatelle nel rione San Giovanni Galermo, la convalida è attesa per l'inizio della prossima settimana. Martina Patti era consapevole di uccidere, lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di condanna a 30 anni per la giovane mamma che 2 anni fa ha ucciso in modo efferato la figlia Elena di 5 anni. Famiglie con bambini, disoccupati e italiani, ecco il volto dei nuovi poveri aiutati dalle parrocchie a Catania, sostegno alimentare, pagamento delle utenze, gli interventi principali. Morti bianche, in Sicilia si registra un più 22% rispetto allo scorso anno, infortuni plurimi e una formazione troppo burocratica, le criticità evidenziate dall'INAIL. A Palermo sfilata di ministri, sottosegretari, deputati e senatori per la più grande convention di Forza Italia dell'era post Berlusconi. Il vice premier Tajani apre allo Schifani bis. Per il calcio a Palermo arriva la Reggiana, i rosanero puntano a sfatare il tabù Barbera e domani al Massimino il Catania ospita il Latina per la prima di 3 partite in 8 giornate. Ancora buongiorno da Telecolor, cominciamo con la cronaca. Il lavoro della squadra mobile di Catania ha portato al fermo del sospettato del tentato omicidio avvenuto qualche giorno fa a Catania nel rione di San Giovanni Galermo. Nelle prossime ore arriverà la convalida, sentiamo il servizio di Marco Carli. Un fermo per il tentato omicidio di via Balatelle a San Giovanni Galermo a Catania. Si attende la convalida che arriverà nelle prossime ore. Il lavoro della squadra mobile, sotto il coordinamento della procura etnea, ha portato però ad individuare il probabile responsabile che ha esploso il colpo con un fucile da caccia caricato a pallini e che ha ferito un 53enne ad un braccio. L'uomo, che è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Catania, stava percorrendo in auto la via Balatelle nel rione di San Giovanni Galermo. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti che si sono conficcati in diverse parti del corpo. Il movente sembra riconducibile a motivi personali. I fatti: il 53enne era all'interno di una 500 nera ed è stato raggiunto dal colpo che lo ha ferito al braccio ma anche al torace. Sul posto sono intervenute le volanti della questura che hanno trovato la porta del passeggero aperta e evidenti tracce di sangue. Soccorso dall'ambulanza e trasportato al Policlinico, i sanitari gli hanno riscontrato anche una ferita alla testa. Proprio in ospedale il 53enne è stato raggiunto dai poliziotti che sono riusciti ad avere da lui alcune dichiarazioni. È cominciata così la caccia al sospettato, che è stato fermato in attesa appunto della convalida. E stamattina nel Catanese c'è stato un grave incidente stradale. Un pedone di 78 anni è stato travolto e ucciso mentre attraversava Corso Europa da un mezzo guidato da un 82enne. Inutili i soccorsi, la vittima è stata sbalzata sul selciato ed è morta pochi minuti dopo. E adesso le motivazioni della sentenza per l'omicidio della piccola Elena. Martina Patti era consapevole di uccidere. Questo è quanto scritto nelle motivazioni che sono state depositate dai giudici della Corte d'Assise di Catania. La bambina era diventata una figura ingombrante. Frasi da brivido quelle che emergono dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Catania che ha condannato a 30 anni Martina Patti, la giovane mamma rea confessa che ha ucciso la sua figlioletta Elena Del Pozzo di 5 anni con 16 coltellate il 13 giugno del 2022 a Mascalucia. Questo scrivono i giudici in merito a quelle che possono essere considerate le ingiustificabili ragioni del folle gesto. La bambina era, si legge nelle 107 pagine della motivazione, riportate in stralcio dal quotidiano La Sicilia, alla vista della Patti, da un lato come destinata col tempo ad avere una stabile presenza di un'altra figura femminile, la compagna del papà ed ex compagno, che l'avrebbe potuta offuscare, dall'altro si era dimostrata in qualche modo d'impaccio perché una relazione, quella con il nuovo fidanzato, assumesse un carattere di stabilità e profondità. Sarebbe quindi questo il complesso di fatti e di circostanze che hanno fatto da sfondo al brutale omicidio, non un movente vero e proprio. Una ricostruzione che fa ancora più male se si tiene conto delle immagini del circuito di videosorveglianza della
dell'asilo, che mostrano la bambina correre incontro felice alla mamma poche ore prima dell'omicidio. L'ultima volta per la piccola Elena, che non fu mai rapita da estranei così come la madre voleva far credere all'inizio, ma fu uccisa e abbandonata in un campo vicino casa, luogo del ritrovamento, nascosta semisotterrata in 5 sacchi di plastica nera. Nessun dato probatorio conferma la tesi della Patti relativa ad avere maturato l'idea di un omicidio-suicidio, scrive ancora la Corte d'Assise, che aggiunge che quanto successo descrive un vuoto morale da condannare senza tentennamenti. I giudici reputano concedibili le attenuanti generiche, la difesa ricorrerà in appello. Crescono i poveri a Catania e le famiglie che si rivolgono alle parrocchie e anche alla Caritas per ricevere aiuto. Chiedono alimenti ma anche un aiuto per pagare le utenze. Adelaide Barbagallo. Famiglie con bambini, disoccupati e italiani, ecco il volto dei poveri aiutati dalle parrocchie a Catania. Essenziali punti di riferimento nel territorio e che ben conoscono le esigenze di chi bussa alla loro porta. 41 quelle che hanno fornito i loro dati alla Caritas diocesana. Degli oltre 8.500 assistiti, il 95% ha chiesto alimenti, il 40% un aiuto per pagare bollette e c'è una disperata ricerca di lavoro. Il lavoro che manca diventa un problema anche perché non è solo per una questione legata chiaramente al fabbisogno quotidiano, ma perché l'uomo che vive questo disagio si percepisce, tende giorno dopo giorno a percepirsi sempre più inutile. Beni di prima necessità continuano ad essere la prima richiesta, ma attenzione, per beni di prima necessità non sono da considerarsi solo i beni alimentari, ma anche quelli medicali tante volte, quindi assistenza sanitaria. I dati mettono in risalto anche un altro tipo di povertà da non sottovalutare. La povertà della solitudine, e quindi c'è un bisogno ardente di relazioni significative. La povertà a Catania, come nelle altre città dell'isola, è ormai strutturale. Le parrocchie e la Caritas, con tutti i suoi servizi, nell'ultimo anno 356.000, riescono a dare risposte, ma servono politiche di inserimento. Occorre andare oltre l'impegno caritativo, sostiene l'arcivescovo Luigi Renna. I meccanismi dell'economia non riescono ad essere pienamente orientati all'inclusione e solo la politica può mettere argine a una logica di mero profitto. Parliamo adesso di infortuni mortali sul lavoro, una vera e propria piaga che non risparmia nessuno. Dopo il caso di Bologna i dati INAIL parlano di vere e proprie piaghe da nord a sud. In Sicilia si registra un più 22% rispetto allo scorso anno. Emerge anche il problema degli infortuni plurimi e di una formazione troppo burocratica. Orazio Longo. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Bologna, che ha contato 2 morti e 11 feriti nello stabilimento Toyota colpito da una esplosione mercoledì scorso. Ma da nord a sud il quadro degli infortuni mortali sul lavoro è desolante. Secondo i dati INAIL in Sicilia sono stati 54 nei primi 8 mesi dell'anno, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 42. Più 19% anche sul dato nazionale, che conta il 3,2 di aumento. Ad illustrare i numeri il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, Antonio Leonardi, in occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Delle malattie professionali non è ancora risolto e soprattutto ancora grave il problema degli infortuni plurimi, su cui dobbiamo lavorare in maniera significativa. Leonardi punta il dito anche sulla formazione, troppo spesso legata agli attestati che evitano le sanzioni degli organi di vigilanza. Ma dietro quegli attestati spesso non c'è poi il cambiamento dei processi e dei comportamenti, cioè dobbiamo cambiare, passare da una formazione burocratico-cartacea a una formazione efficace, cioè una formazione che possa incidere significativamente sui comportamenti e sulle procedure, altrimenti la formazione così com'è non riuscirà ad abbattere il muro degli infortuni e delle malattie professionali. E per avere una formazione efficace uno degli strumenti è sicuramente quello di partire dai banchi di scuola. Ed è lì, tra i banchi dell'Istituto Vaccarini di Catania, che si è svolto l'incontro con oltre 200 partecipanti fra dirigenti scolastici, docenti e studenti. La necessità di una consapevolezza diversa del rischio e del diritto alla vita. Realizzati pacchetti multimediali dedicati agli studenti, per i quali è stato lanciato anche un concorso che premierà i migliori elaborati sui temi della prevenzione e della sicurezza. È in corso a Palermo la 2 giorni di Forza Italia. Ministri, sottosegretari, deputati ma anche senatori arrivano nella nostra regione per la più grande convention dell'era post Berlusconi. Vice Premier Tajani apre ad uno Schifani bis. Sentiamo Manlio Viola.
Santa Flavia nel Palermitano presa d'assalto dalla carica degli azzurri. Ministri, sottosegretari, deputati e senatori di tutta Italia sono arrivati a Palermo per prendere parte ad una delle più grandi convention azzurre dell'era post-Berlusconi, forse la più grande. Dal vice premier e segretario nazionale azzurro Antonio Tajani al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, tutti a Palermo con il presidente della regione Renato Schifani, con il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso. Schifani non si sottrae ai grandi temi della politica siciliana e dopo aver sostenuto che sulle province decide il Parlamento senza che il governo intervenga, sottolinea la crescita dell'economia nell'isola. Prima ancora della sessione bilancio contiamo di portare a casa un corposo assestamento di bilancio derivante da risorse maggiori che abbiamo recuperato in parte perché impegnate e non spese e in parte perché derivanti da maggiori introiti fiscali. Schifani poi evita i temi delle polemiche con il sindaco La Galla, che dice di non aver visto, e parla del modello Forza Italia che ha permesso di far crescere il partito, un modello per il quale anche secondo Giorgio Mulè bisogna mettere da parte tutto e condividere progetti e idee. La condivisione è la precondizione perché ci sia una maggioranza coesa. Laddove non c'è condivisione o c'è anche soltanto il sospetto che non sia, va colmata come? Parlandosi, confrontandosi e trovando una via d'uscita. Ed anche il leader nazionale Tajani parla di crescita politica e dell'importanza del centro nel centrodestra. Continuiamo a crescere e dobbiamo radicarci ancora di più sul territorio. La Sicilia è un ottimo esempio perché siamo già arrivati al 23%, quindi voglio ringraziare il Presidente Schifani. È ovvio che Schifani sarà il nostro candidato, sarà riconfermato, ha fatto benissimo il Presidente, non vedo perché non dovrebbe essere. Per noi c'è una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo con altre notizie. Siamo di nuovo insieme, oggi 26 ottobre, Denise Pipitone compie 24 anni. A ricordarlo è il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che scrive: ad oltre 20 anni dal suo rapimento, Denise compie un altro compleanno senza l'abbraccio dei suoi genitori, della sua famiglia e di tutti coloro i quali in questi anni non l'hanno dimenticata. 2 giorni fa Tony Pipitone, padre legale della piccola, ha avanzato la richiesta di riapertura delle indagini, in precedenza archiviata dal GIP, su richiesta della Procura di Marsala per la scomparsa della figlia avvenuta, lo ricordiamo, nel 2004. Adesso andiamo a Messina e boom del turismo croceristico con numeri altissimi nel mese di ottobre, una fase di crescita, quello dello scalo dello Stretto, destinata ad aumentare ancora e l'autorità di sistema sta anche progettando il recupero dell'affaccio a mare. Francesco Triolo. Numeri in crescita e destinati ancora a salire, quelli del porto di Messina. Ottobre e novembre sono infatti i mesi in cui sono previsti più scali di navi da crociera nell'arco di tutto il 2024, ma già il bilancio che ha tracciato l'autorità di sistema portuale dello Stretto va oltre il previsto. Da aprile ad oggi sono sbarcati in città oltre 630.000 croceristi. Ottobre è stato il mese, insieme ad agosto, in cui si è registrato il numero più alto di viaggiatori arrivati in porto. Solo nella giornata di ieri erano 2 le navi ormeggiate, con quasi 7.500 turisti che hanno visitato la città. Oggi arriverà un'altra nave, domani altre 2, in totale altri 3.406 passeggeri, poi martedì tornerà l'ammiraglia della MSC, la World Europa, con a bordo 6.762 persone. I 2 mesi di fine estate, autunno, settembre e ottobre richiamano insieme una massa importante di croceristi che tocca quota 190.000 presenze, a conferma che proprio questo periodo per Messina è uno dei più redditizi, visto anche il perdurante clima estivo, a differenza di quanto accade in altre mete turistiche. Poi a novembre se ne dovrebbe raggiungere altri 25.000, oltrepassando dunque la soglia dei 650.000 croceristi, un flusso impressionante di turisti anche fuori la classica stagione estiva. E a proposito di crocerismo, nei prossimi giorni l'autorità di sistema aprirà un confronto con la città, presentando ufficialmente gli esiti del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell'area marittima. L'obiettivo è ridare alla città il suo affaccio a mare. E adesso ci occupiamo del punto. In studio con me c'è Luca Ciliberti che ci dà le ultime, nel senso che ci anticipa quali sono i temi. Qual è il tema in realtà dell'appuntamento di oggi, perché la sanità è al centro della puntata di quest'oggi. Buongiorno Angelo, buongiorno ai telespettatori. Sì, la sanità, faremo un focus sulla sanità, ovviamente come è nostro costume, parlando ovviamente della politica legata alla sanità, delle politiche che interessano molto i nostri concittadini, che
che punto è questa rete territoriale, perché negli ospedali ci sono queste lunghissime liste di attesa per le visite specialistiche, perché i pronto soccorso sono diventati così pericolosi per tutti noi quando andiamo e cerchiamo di farci una visita, e ci sono dei medici che a volte nemmeno si trovano perché proprio rischiano in prima persona la vita. Cercheremo di capire tutto questo con tanti ospiti. Ci sarà con noi il dirigente della regione, dirigente generale della regione che si occupa della pianificazione strategica, quindi insomma colui che sa veramente tutti i numeri e che gestisce le questioni legate alla sanità, che è Salvatore Iacolino. Ci sarà l'ex assessore alla salute Ruggero Razza, poi altri ospiti politici, insomma in una puntata ricchissima come sempre, e poi tanti nostri servizi speciali che racconteranno la sanità in Sicilia. Grazie Luca, l'appuntamento alle 14:30 subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo, fra poco torniamo, ci occupiamo di sport, di calcio in particolare. Eccoci, adesso è il momento dello sport. Cominciamo dal Palermo, la Serie B, tornare al vincere al Barbera. Questo è l'obiettivo della formazione di Dionisi, che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in casa. I rosaneri, lo ricordiamo, i rosaneri saranno in campo a partire dalle 15 contro la Reggiana. Non ci sarà Brunori, che ha avuto un problema muscolare. Ma intanto adesso parliamo di Serie C, perché domani il Catania torna al Massimino, sfiderà il Latina. Una grande occasione per cercare ancora di ottenere 3 punti e continuare il cammino nel campionato di Serie C. Nella tarda mattinata ha parlato il tecnico toscano, che ha presentato la sfida proprio di domani contro i laziali. Sentiamo Marco Carli. Si riparte dalla rimonta di Foggia con quel gol segnato da Di Gennaro che ha cambiato la partita e ha dato al Catania, reduce da un filotto di 5 risultati utili consecutivi, ulteriore convinzione in vista del prosieguo del campionato. Al Massimino arriva il Latina, che invece reduce da 4 sconfitte consecutive e ha assegnato a Boscaglia la panchina solo nella giornata di venerdì. Ma il Catania, che in settimana ha anche esaminato il primo tempo di Foggia non positivo come la ripresa che ha condotto alla rimonta, sa che non deve sottovalutare nessuno. Non dobbiamo guardare la classifica, perché in Latina, se tu guardi l'organico e guardi i singoli calciatori, non rispecchia la classifica l'organico che hanno, quindi antenne alzate, massima concentrazione. Qua in inglese D'Andrea si giocano una maglia dall'inizio. Il tecnico deve anche dosare le forze dei suoi in vista dei 3 impegni ravvicinati fra Latina, Turris e Messina, ma dice che le scelte non dipenderanno da questo. Sono scelte per questa partita, non per il turno infrasettimanale o per le 3 partite una settimana. Un'altra qualità che ho visto a Foggia, che nelle altre partite magari l'ho visto di meno, la lucidità. Un'altra squadra sotto di 2 gol, dopo il rigore sbagliato, l'azione, il colpo di testa di D'Andrea sbagliato, gli ultimi 10 minuti incomincia a buttare la palla, cerca la fortuna, una spizzata, un rimpallo, invece ha continuato a giocare con tranquillità, con qualità. Catania-Latina come sempre sarà seguita in diretta da Telecolor, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti. Durante il match interventi dallo stadio e commenti da studio, con la possibilità per i tifosi di interagire da casa con la trasmissione. E adesso ci occupiamo delle altre DC, il Messina che domani va ad Avellino, ma soprattutto del Trapani, che invece fra poco alle 15 sarà in campo contro il Monopoli in trasferta. Chi vince da 4 turni contro chi pareggia da 3, chi spende una barca di soldi da qualche anno per provare a raggiungere la Serie B, contro chi invece ogni stagione risparmia e punta al miracolo salvezza. Avellino-Messina ha 2 modi opposti di fare calcio, ma un esame di maturità per entrambi, seppur con obiettivi diversi. A rendere ancora più interessante la sfida di domani al Partenio, 2 irpini in giallorosso, Francesco Rizzo di Castelvetere e Vincenzo Garofalo di Lioni. Dall'altra parte c'è Raffaele Biancolino, ex Punta Peloritana, ma oggi a sorpresa tecnico del rilancio biancoverde. 4 partite e altrettante vittorie, con 14 reti realizzate e soltanto una subita. Pronostico a senso unico, anche se il Messina nelle ultime 3 giornate ha fermato sul pareggio Benevento, Trapani e Monopoli. L'Avellino però in questa fase della stagione sembra avere un altro passo. Assente Anatriello in attacco, nuovo opportunità per Luciani, recuperato Salvo, migliora Petrucci, pronto Anselmo che ha scontato la squalifica.
Il Trapani oggi con inizio alle 15 ha la grande occasione di sorpassare il Monopoli che lo precede di un punto ma alla difesa in infermeria con giocatori fuori ruolo. I Granata dopo la cinquina al Cerignola hanno entusiasmo e un attacco super per lasciare il segno. Ancora panchina per Canutè, dietro Lescano e Fall c'è Bifulco. Prima di chiudere vi ricordiamo che alle 3 di questa notte torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora regalandoci 60 minuti extra di sonno. Con il cambio le giornate si accorceranno e farà buio prima, potremmo però godere di un'ora in più di luce naturale al mattino. L'informazione su Telecolor torna più tardi, torna alle 19. Grazie per averci seguito, l'augurio a tutti voi di una buona giornata. Fra poco vi ricordo il punto con Luca Ciliberti.